Il Napoli ha pareggiato all'ultimo con la Lazio. L'unico modo che conosco per smaltire un po' la delusione è mangiare, cioè sfondarmi proprio di cibo e tra l'altro non sono solo. Ho capito, però non mi diranno un'altra volta, la dieta, a me. Ma che tiene un frutto? Guardano, non lo so, no, c'è delle linee perché tipo fa contrasto col flash e quindi c'è delle cose... Ah, ora diciamo ce n'è solo uno. Sembrano degli alieni che c'hai in faccia. Comunque oggi è anche il giorno del mio sgarro, è sabato, quindi ragazzi... Stai sabato, raga, scusate. Quindi ragazzi, questa sarà una cena tutt'altro che banale. Una cena che non avete mai visto. Una cena romantica, possiamo dire. Dal miglior ristorante che fa quel tipo. Di pietanza. Ci fermiamo solo a dire questo. Poi! Io aiuto, ciao. Finito il video. Diciamo che la cena comincia così, con un po' Di olio. sì, diciamo con qualche tocco di salame. Un po' di olio. Andrea, facciamo dieta, Vedo un po' di salame in questo olio. È buono. Ciao caro, me lo lasci in ascensore Scalabia? Diciamo non vedi l'ora. Comunque ci tofono incastrato. Diciamo che qui ragazzi, un piccolo aggiornamento sulla Venera degli Piccolo aggiornamento sulla Venere degli stracci che... Oh, attenzione, ultimamente... Ho messo, vabbè, quello di mamma, no? Voi con voi non c'entrate niente. Non vi faccio vedere la stanza di Andrea perché non è un bel vedere. Li fatto lì però. Sì? Va bene, va bene. Quanto c'è? Una mazzetta così. Stai facendo di Tolina all'ascensore? No, se no funziona. Ah, ok. C'è la mazzetta. Io sono da qualcosa. Ma dove lo metti? In ascensore? Se ne chiuso però. Capo, mi dispiace. Ah, hai una mancia d'affetto. Eh. Ah, cazzo però, no, aspetta. Ah, consegni sei per 5,50 È venuto appena. Aspetta. Vediamo un po'. Oh, già piccolo spoiler diciamo. Dobbiamo partire. A proposito, dobbiamo partire. No, stasera già partiamo. Questi 20. Sì, tutto a posto. Mo' con il palato, diciamo che vorrei partire, vorrei fare un viaggio proprio fisicamente. Diciamo un viaggio come Budapest, oppure come la Sardegna. Vabbè, per il momento... Fai tu lo sboost, vai. Sì. È l'ora dello sbusto, è l'ora del pacchetto. No, come fa? È lo... Che ne so, Allora stai zitto. infatti, oggi mangiamo. E allora, in realtà, se riconoscete il nome di questa hamburgeria, vi ricordate qualche video che ho fatto di recente con Roberta, piccolo spoiler. Vediamo chi nei commenti indovina quale video è. Mi è piaciuto tanto e questa è la prova, ragazzi. Allora, stasera per me e per Andrea c'è un Benvindo a Rio. Vabbè, comunque è il panino di Rio de Janeiro. Vabbè, che Spesso metto un attimo a posto. lavoro in corso che non vi posso fare ancora vedere, lo faccio vedere tra poco che comunque lo pappiamo. Poi c'è un altro panino, quindi vabbè ce lo dividiamo un poco. Questo qua invece è Benvenuto a Paris. Paris, pare tu, pare pa, pari pa. No, non fa quella canzone. Siamo altra Venere. Anche qui in questo caso ovviamente non ve lo posso far vedere. Poi c'è una cosa particolare, Cioè? che è questa, signori. Ah, a dietro. Ah, no, sei tacos. Sì, quindi. Ah, pareva tipo a Zarate. E rinforzi. No, eri in forza. Tipo capito? Sì, hai capito. Hai capitos? Poi, seconda busta. Ancora. Sì, ragazzi. Oh, madonnas. Allora, su Gate 20. Allora, vabbè, questo ve lo posso fare subito vedere. Ah, patate. Quello ti piace tanto, già. Altre patate. Sì, ma noi chiederemo una cosa. Eccole. La baby ribs. Attenzione, Gate 20. E si parte, ovviamente non solo una, ma anche due. Perché non c'è due? Senza tre, perché per cultarsi. Ah, questa è la salsa coleslaw. Veramente? Che cos'è? Non lo so. La salsa. Ma quanta roba è pigliata, fra? E Andrea, non abbiamo barato spese da Gate. Comunque sei gasato. Sì, voglio perché ve lo giuro, non vedo l'ora che arriva il sabato per sgarra. Poi già pure pareggiato Napoli, quindi sto un po' nervoso. Vabbè, queste invece sono le salviettine per pulirci. Comunque il direttano dato. Ok, non so da dove partire, forse dalle patatine. Allora, un po' d'acqua, signore. Grazie. Due bicchieri. Grazie. E un fazzoletto. Solo uno. Sì. Solo uno è rimasto. Vabbè. Come fai, Jim? Che ne so, facciamo le parti igieniche. È vero che te mi faccio con mio culo, vero? Vado a controllare se... Diciamo, veramente non so da dove partire. Dalle patatine, che è un grande classic. Insomma.
Godo. Allora, pure tu stai cominciando dalle patatine. Tanta roba. Sì, una cosa, a parte tanta roba. Però ogni panino ha una diversa... Un diverso packaging. Esatto, guarda qua. Queste sono le ribs, tutte e due uguali. Poi panino benvenuto a Rio. Faccio vedere, Esatto, perché ancora dobbiamo farlo vedere. E poi questo qua invece, come vi ho detto prima, è di Parì. Quindi, cioè praticamente... Quante volte sto fatto succede? Che andate, che ne so, a ordinare da qualcuno, avete il vostro panino, si fa sempre un macello. Oh, ma questo è il mio, questo è il tuo, questo è il mio, questo è il tuo. Il macello da loro non si fa, perché fondamentalmente sta proprio scritto sopra qual è il vostro panino, il nome. Ci sta. Allora, questo è hamburger, insalata, salsa coleslaw. Non lo so. Queste dovrebbero essere polpettine. Le vedo tipo... Questo è salame? colorate dentro. Salame. Secondo me questo è piccante. Faccio vedere io invece il panino Parì. Eccolo qua. Allora, anche qui ci sta questa salsa, non so se è maionese oppure una salsa particolare. Poi ci sta l'hamburger, ci stanno i funghi, ci sta la rucola. E questo non lo so. Non lo so. Qualcosa di fritto sicuramente. Vabbè, dobbiamo assaggiare entrambi. Vai, assaggia. Assaggio prima io questo. Vai. Questo l'altra volta nel panino che ho mangiato io non c'era. Signori, partiamo per Parigi. Ma che cavallo, Giovanni. Mamma mia, fammi assaggiare. È pure buono. Ma io già l'ho assaggiato, già lo sapevo. Guarda il cavolo. Aspetta. È buono. Fammi vedere. Nuovo fast food napoletano, signori. Tanta roba. Ultimo morso e poi te lo do a te. Noto. Io intanto sgranocchio. Sgranocchia sta pannocchia. Questo qua piccante perché comunque mi piace troppo il piccante. Attenzione. Che odore però. No, Andrea. Doppio. Sì. Ti piace? Piccante? È una cosa clamorosa, ho visto panino. Mamma mia. Contrasto tra hamburger e salame. Absurd. Uno dei migliori panini che abbiamo mangiato. Godo. Oh. Diciamo la nostra cena romantica può avere inizio sul golfo di Napoli, possiamo dire. Sul calzino di Napoli. Questi? Andrea? No. Ok. Allora, io sicuramente non posso attingere perché Ma c'è ora ci sta. Cos'è il verde? non è che la salsa wasabi. No. Non penso. Proviamo. Vedi? No, ma non credo perché non c'ha quel sapore. Io una volta, No. No? Sì. Non lo so. Prova. No, Andrea. Spettacolo? Buono? Vorrei poterla provare. Però ragazzi, come vedete, è piena zeppa di cheddar. Quindi Andrea, penso che ti tocca tutto quanto a te. Vabbè, ci sta. Ci può stare. Sì. Io intanto provo il panino che hai addentato tu prima, quello là col piccantuccio. Godo. Cioè, si sente o non si sente che è piccante comunque? Sì. È buono. Vabbè. Mi piace. Però non ho capito questa che cos'è. Questa cosa qua che cos'è? Se no di me una volta che ti qualcosa. Allora prova anche il tuo. Comunque questa cena sta facendo molto. Ma poi di fianco alla persona più importante. Wow. Paga uno. Secondo me tra i due è più buono questo. Cioè io preferisco questo. Io questo. Vabbè, te ne lascio un po', io ti. Cioè mi sono piatto, sto di tante cose intere. Mamma mia, che ho detto prima, non si sente tanto il piccante. A lungo andare, frate, ma un vegano. C'è un incanto per i miei occhi. Si viene a fuoco, qua intanto, mamma mia. E allora, andiamo dentro. Con il rito. No. Ma io le patatine non metto po' mangiare. Le dovevo mettere dentro. Sì. Ma ci devo scordare. Quello è buono aiuto. Buono aiuto. È un incanto, non si mangia. Poco. L'uovo. È un nudo. Non si vede il piccante, però va duro. Mamma mia. Ma stanno pure le ribs. No, Andrea, che me ne foto, tu mangi pure scatola le ribs, ne capito? Quando sto il carro non guardi in faccia a nessuno. Zero. Lo fa. Sta pure una patata comunque qua. Guardate, tra le varie cose, tra i vari ingredienti. Cazzo se è piccante. E me la ci mangiate pure parecchia. Ci vado po' al culo. Come continuo a mangiare. Ottimo raga. Vi consiglio comunque di mangiare, aiuto. Allora andiamo, a parte gli scherzi. Dai, parliamone con la community. Vi consiglio di mangiare, aiuto. No, che mi chiede, ma vuoi dire che fai un altro viaggio?
Perché c'entro io? Come? Quando insieme, non è che vanno solo a me. Siamo tanto divertiti, Aspettate un attimo ragazzi, bevo un attimo e poi vi rispondo. Come sono come una statalata. Siamo Leo, che ride. Già, dobbiamo un attimo mettere in mano al portafoglio. Oppure, magari qualche agenzia di viaggi. Vediamo un po'. Contate che facciamo, lo stiamo tirando una pubblicità a una bella agenzia di viaggi. Non so, magari ci collaboreremo di nuovo. Oppure fatevi avanti. Abbiamo fatto fare 1000 follower, No, qui che sai. Se ti compri 1000 follower non valgono il prezzo del viaggio. Ho capito, non lo so. Ma poi. Reali. Sì, reali. Vabbè, in ogni caso, scriveteci qui sotto in quale altra parte del mondo ci vorreste. Allora, per il momento 2 viaggi abbiamo fatto. Uno fuori dall'Italia e uno in Italia. Uno in Sardegna e uno a Budapest. Allora, in realtà ce ne sta uno che dovremmo fare perché abbiamo perso una scommessa. Tu mettiste un numero di like da raggiungere e facetemi da niente. E dove? Las Vegas. Las Vegas, non so se ci vedrà mai Las Vegas. Siamo là, c'è bisogno di mettere in mano veramente alla sacca. E poi. Vabbè, ragazzi, intanto godiamoci questo pasto. Magari domani non riusciamo a mangiare. Perché se io lo stomaco. Ma quante? Quella è divisa. È unica, però capite, è divisa. Un intero bandi di ribs. Un'intera baffa. Vediamo. 3. Mamma mia, io. Sì, onesto, perché allora, questo forse non lo sanno le persone. Tu sei uno dei più amanti d'Italia delle ribs, come io delle alette di pollo, tu delle ribs. Sì, comunque nel senso... Hai girato varie ribs. Me ne intendo di cibo in generale, quindi ti posso dire questa è la ribs più buona che abbiamo mai mangiato in vita mia. No. E poi ti mangiamo pure urite. Quarizzini, quarizzini, nanina, quarizzini, quarizzini. Allora ragazzi, ciao ragazzi, a voi piace la ribs? Allora, questa è la prima volta che porto quest'alimento sul canale. Non ho mai portato le ribs. E questa è una delle cose che più mi piace mangiare in compagnia di Andrea. Bello, io. L'osso sacro, Andrea. Da spruzzare. Piena di salsa barbecue, BBQ ribs. Andrea, scusa, Bel gol però. Andrea, scusa, ma stiamo facendo una cena romantica, ma per te è più importante la partita che io? No. Ma perché dici no? Mamma mia, io. Ma stiamo per fare, Boh, sì. Allora, in teoria... Ma non si possono mangiare, mi sta venendo il freddo addosso. C'ho il freddo addosso. come dite? Allora, noi in teoria all'inizio eravamo partiti con il voler mangiare soltanto le ribs. Poi? E poi diciamo che qualcosa è cambiato durante il percorso. Come avete visto ci siamo mangiati anche i piatto delle macchine. Spero che come sempre state guardando questo video mentre voi state mangiando, perché altrimenti accusate. Cioè io i video di cibo me li guardo sempre... Attenzione ragazzi, io vi dico una cosa. Se state vedendo questo video mentre mangiate o magari sulla televisione anche, tutti quelli che non hanno mai commentato un video di Super Allan, quelli un po' più pigri, sai, quelli là come me, che non hanno mai commentato un video ma perché semplicemente uno lo guarda solo. lo guarda e magari non metto neanche mi piace a volte perché mi scoccio, però a volte se mi piace veramente il video lo lascio. Lasciate mi piace e commentate perché sto parlando poi con te, sì, che stai pensando che il tuo commento non incida. Il tuo commento incide, raga, incide, sì, sto parlando proprio di te. Sì, non avere il freddo addosso quando lo sto dicendo come se stessi parlando proprio di te. Sì, tu, ma ti stai scocciando, vai, commenta, dai. E soprattutto iscriviti al canale. Sì. Perché è fondamentale. No, veramente ragazzi, Quanto ti manca? sto a 96.300. Io 97.000, almeno. Con questo video Che cazzo. 97.000. Sì. Con Il mio corpicino non riesce ad assorbire più. Mamma mia. Io tengo che è stata baffa. Quest'altra mezza baffa. Mamma mia. Allora, lo sai cos'è pure che riempie parecchio? A parte quello che ci avevamo mangiati prima, riempie la salsa. La salsa barbecue, voglio... Sì. Fidatevi, in queste... Challenge. No, pure dice che... C'è sfide. No, in queste porzioni, come da dici? No, in queste quantità. Ecco, come venivano, in queste quantità la salsa barbecue si fa sentire come... Si mangiano una busta. Però deve essere più sciolto quando mangio. Perché non stai facendo una corsa? Perché stavo così. Non lo so perché. Avevi tipo tutto teso. Sì. Ma forse per non sporcarmi lo stavo facendo. La mia mente diceva di fare questo. Invece no. Attenzione. Dopo una gran sparata di sega. Ah, porco dio, l'osso di me. Ma vai, ci cappava paurendo. Ma avrà fatto proprio tu, non si è sentito, però mamma mia. Fa male orrendo. Ho spaccato. Ecco, per queste ed altre evenienze contatta Mariano Tia. Ragazzi, comunque, in Danurit e in Tanufat sono arrivato all'ultimo morso della ribs.
Cambi male. Oh, era bella mangiare patatina così, con le mani tutte sporche. Poi tu ce l'hai sporca. Qua, ok. no. Sporca dove? Vabbè. Ah. Sono desideri? Dai, ci stava, dai, staci. Uno spettacolo, ragazzi. Ho goduto stasera. Male ho goduto. Ragazzi, scusate se sono scortese con voi. Cerco sempre di essere il più trasparente possibile. Andrei con me, non con loro. A me però loro sono la priorità, dai. Li conosco da 10 anni. Conosco da più anni loro che Giuseppina. Sì. Vabbè, conosco. Per me li conosco una ad uno. Perché comunque se ho fatto ridere qualcuno... Allora, ragazzi, fateci sapere qui sotto nei commenti chi ha riso per Andrea qualche volta. E per quale volta? Diciamo per quale... Allora, il tuo video più divertente. Cazzo. Secondo te, quello più divertente del canale, è difficile in 10 anni, mo ricordarsi, però. lo scherzo alla del telefono. Che ti hanno buttato il telefono a mano? Non lo so, uno non mi viene in mente, ma secondo me ce ne stanno tanti altri. Ovviamente, in 10 anni, capi che cazzo. Non fa una risata. Sicuramente, no? Dico, secondo te il più divertente proprio. Non lo so, no. Scrivetelo voi. Secondo me il mio, allora non il più, però tra i più, quello dell'hotel a Roma per la YouTuber lì, quello di quella notte. Quello secondo me è il più improvvisato, anche secondo me uno dei più divertenti. Quello là, io Antonio Flancatore versus Andrea. Oh, scusate ragazzi, mi metto le mani in bocca davanti a voi. Ma mi fa male che lo rendo, ma che ci faccio immagini fatto? Mannaggia la puttana. Ma come l'hai fatto? Ma non l'hai visto l'uomo? Ne se ne è caduto un pezzo di rendo. Ma che ne sai? Fammeli in bocca. Ma no. Allora ragazzi, io penso che questa cena romantica possa concludersi qui. Dai, ci siamo divertiti come al solito, ci siamo comunque abbuffati. Ringraziamo Kate 20, dai, perché ci ha reso la serata Migliore. speciale di quello che è già di base, giusto? Sì, una cena romantica coi fiocchi. Wow, magari è l'allarme. E dopo questo ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Non lo so ancora qual è. Scusate però del root, non volevo. Però, Vabbè, se è root, porta la rete. Te lo fai cambiare. con lo scotch. Te ne dà uno sano. Si è root. Detto questo ragazzi, spero che vi abbiamo intrattenuto. Spero che avete mangiato insieme a noi. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi perché sto organizzando la mega festa per i 100.000 iscritti e non ve ne pentirete. Lasciate un bel mi piace, un bel commento. Iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Iwayu. Ciao. Bro, non ho registrato. Immagini. Com'è? Che facciamo nel caso? Riordiniamo. Per forza.